Una rete in pieno recupero di Alba permette alla Grigentina di incamerare 3 punti importantissimi in chiave spareggi promozione. Una vittoria cercata con determinazione, anche se sul piano del gioco le lacune sono state ancora una volta evidenti. Le difficoltà nella fase offensiva vanno addebitate al fatto che la squadra di Miciché ha giocato per buona parte della contesa senza un ariete capace di scardinare l'attenta retroguardia del Busseto, che ha cercato di limitare i danni. I locali hanno imposto il proprio ritmo nella seconda parte della gara, mentre nella prima frazione hanno peccato nella costruzione del gioco. Per una buona mezz'ora Agrigentina e Busseto preferiscono affrontarsi a viso aperto nella zona nevralgica del campo, con i trapanesi che non corrono rischi anche per la giornata non certo felice delle bocche di fuoco locali. Solo sul finire una incursione in aria viene fermata dall'attento portiere ospite. Nella ripresa la Grigentina mette più vivacità alla manovra, prende possesso del centrocampo e preferisce le incursioni lungo le corsie anziché la profondità al centro. Non crea palle gol, anche perché dall'altra parte la difesa del Busseto ha sempre la meglio. Poi nell'ultima azione di gara un calcio di punizione battuto a piazza con difesa biancoverde immobile permette ad Alba di toccare quel tanto che basta la palla per mettere nel sacco. Un successo che consente di mantenere i contatti con la zona playoff, e sabato ancora un altro appuntamento casalingo che, se sfruttato a dovere, potrebbe davvero consentire alla squadra del capoluogo di inserirsi per un posto importante nella griglia spareggi.